È ufficiale la candidatura di Arturo Lorenzoni alle regionali per il centro-sinistra. Il Movimento 5 Stelle, Simone Borile, fa come a Roma, cioè si allea col PD, o qui in Veneto corre da solo? Ma il Movimento 5 Stelle in Veneto ha deciso di correre da solo con un suo candidato, l'ex senatore Enrico Cappelletti, con una squadra anche di amministratori, di attivisti locali che da anni si impegnano per realizzare i progetti del 5 Stelle. Quindi in qualche maniera tornate alle origini, cioè il movimento non deve allearsi con nessun partito. Esattamente, il Movimento 5 Stelle non è una forza né di destra né di sinistra, il Movimento 5 Stelle è un progetto politico che attinge da dei temi di sinistra, nel tema del sociale, delle politiche ecosostenibili, guardando anche al tema dell'imprenditoria e delle grandi opere. Comunque anche lei intende candidarsi per il Consiglio regionale? Esattamente, sono candidato al Consiglio regionale per la provincia di Padova.